finalmente un po' di fortuna pure a noi, guagliù. Finalmente un po' di fortuna pure a noi. Mamma mia, guagliù, e non se ne poteva più tutta questa sfiga addosso. Mamma mia, Napoli 2, Braga 0. Partita brutta. Brutta, ma non me ne fotte niente. L'importante erano i 3 punti, guagliù. L'importante era tornare alla vittoria dopo 3 sconfitte di fila. E l'importante è non prendere gol, ragazzi, perché ora mancano 3 minuti alla fine, non prendiamo gol, sarebbe una cosa psicologicamente anche buona. Allora, che dire, voglio, il Braga parte forte, parte veramente forte, ma il Napoli incredibilmente Meret para un tiro dalla distanza, un tiro centrale, fa una parata plastica come quelle che non si vedono dai tempi di Olli e Benci, però pure quella gli dà fiducia, il Napoli passa incredibilmente con un autogol su un tiro di Politano nel mezzo che non ci sarebbe arrivato mai nessuno del Napoli, passa con questo gol, ragazzi, e tu dici oh vuoi vedere che la sfiga finalmente se ne sta andando e quindi voglio che dire voglio, quindi trovi questo gol fortunato che tu dici tutto quello che si è visto in questi ultimi giorni, che va a porta vuota, i rigori non dati, gli arbitri di qua, gli arbitri di là, e poi trovi il 2-0 con Nathan incredibilmente che fa il terzino, incredibile, stasera ha fatto il terzino, non sa nemmeno lui. Poi naturalmente il livello del Braga non è il livello dell'Inter e della Juventus, naturalmente se andava in difficoltà pure con Braga qualche domanda me la facevo, tanto dovrebbe ritornare Mario Rui dalla prossima, speriamo. Non si sblocca ancora Kvara, comunque sì, il 2-0 lo segna Victor Osimhen, fresco di pallone d'oro africano, il Napoli piano piano si deve ritrovare. Peccato che non abbia segnato Kvara, Peccato non abbia segnato Kvara, ragazzi, perché l'ha cercato in tutti i modi il gol, miracoli del portiere di qua e di là. C'è stato anche un palo del Braga, e c'è da dirlo pure questo, che ha preso palo il Braga, e qui abbiamo avuto la fortuna che non è entrata dentro, a Meret battuto. Ve l'ho detto, un po' di fortuna finalmente anche a noi, finalmente un po' che short pure a noi. Vai Kvara devi segnare, Kvara si deve sbloccare, dai Kvara. Voglio, in due su di lui, non è fallo, non è mai fallo, la Puzzonecci sta al e Mert. E niente, io ve l'ho detto, la partita è stata brutta, poi con Caressa che fa la telecronaca, per amore di Gesù Cristo, voglio, levate Caressa dalle telecronache di Sky, non gli fate più fare le telecronache del Napoli perché è stato un mortorio. Questa partita è stato un mortorio. Questa partita è stata... Già ci siamo addormentati. Oh! Madonna, Caiuste cosa ha chiuso? Mamma mia, Caiuste cosa ha chiuso? E... Cioè, io... 2-0 sì, la prestazione non è stata buona, perché la prestazione non è stata buona, ma sinceramente se continui a giocare così una chiave che porti a casa i 3 punti, non me ne fotto, però continuate a giocare così. Continuate a giocare così. Però voglio, la sfiga, via, via e via. Tutti sotto la doccia, voglio, iscriviti al canale, sempre e comunque Forza Napoli. Piano piano, comunque siamo agli ottavi.